Benvenuti alla mostra personale della pittrice tedesca Helga Genrich, Visioni, Visionen. A Casa del Mantegna, 2 mesi, la pittura astratta informale di una artista molto interessante ed apprezzata nel suo paese sarà in dialogo con il Rinascimento italiano. Monocromi, gestualità, astratto, informale, richiamo e rimando a una figurazione introspettiva, vetri luminescenti grazie a dei colori speciali che lei utilizza. Tutto questo vi accoglierà all'interno di Visioni, Visionen. Benvenuti, grazie e buona visione. Traiettorie ardite in un mondo lontano, la gestualità di Helga Genrich attraverso nuance di verdi e di gialli uniti per una luce che deve colpire l'occhio del visitatore, dare profondità e dare vivacità allo sguardo e all'anima. Helga Genrich. Helga Genrich, classe 1935. La sua freschezza però può fare invidia anche alle nuove generazioni. Come potete vedere da quest'opera molto viva, molto forte, globale, universale, per sentimenti e per geometrie che si sposano all'interno della luce e della cromaticità, in dialogo con lo stemma originale di Casa del Mantegna in alto. Un'ulteriore buona visione. Il contemporaneo, oggi, in dialogo con quello che la Casa del Mantegna ci propone dalla sua fondazione del periodo rinascimentale. Una cosmologia blu cosmica attraverso nuance, inserimenti nel colore bianco, in un dialogo esplosivo all'interno del quale tutto troviamo in una costellazione oscura e notturna.
dall'altra parte la storia che parte dal Rinascimento italiano. Con quest'opera la pittrice Helga Gendrich e il critico e curatore d'arte Alain Kivilot vi ringraziano per la visita e vi salutano. Da Mantova, Casa del Mantegna, una traccia contemporanea per un mondo sempre in divenire. Grazie.